Amici bellini, buongiorno, nel senso buon pomeriggio, io non lo so come funziona, non mi ricordo nemmeno come mi chiamo, perché quando mi devo svegliare presto al mattino per seguire la press conference, lo sapete che mi posso perdere qualcosa, ma voi mi aiutate e quindi cominciamo. Allora, amici miei, Andrea Marozzi, benvenuto, come tutti quelli che si stanno iscrivendo in queste ore, siete molto carini, il canale cresce, si aumenta di numeri e mi fa piacere. Like immediato, non ve lo dimenticate. Per il ritorno alla Serie A, perché insomma ne avevamo un serio bisogno, e per la conferenza di Spalletti che adesso andiamo a snocciolare. Ieri nel video ho detto sgocciola, cioè che tornano alla sgocciolata i giocatori, no, tornano alla spicciolata, ma noi invece non la spiccioliamo, non la sgoccioliamo, la conferenza la snoccioliamo, come che simpatico la lingua italiana, e andiamo a vedere un pochino di cosa si è parlato. Mi sposto subito con un Ambrabam tattico nella situazione della formazione, perché dopo le parole di Spalletti possiamo allargarci, possiamo prenderci confidenza e fare delle ipotesi. Ancora dei dubbi restano, però qualche cosa ce l'ha detta e quindi andiamo a vedere. Tra le altre cose, lo so che voi non tutti siete amanti del canale Telegram, però sul canale Telegram io ho postato un sondaggio, perché oggi oltre alla conferenza c'è questa, è comparsa questa ufficialmente già sui canali insomma ufficiali, sullo store del Napoli ufficiale, su Amazon.it. Io lo dico sempre, caro Napoli, Amazon.com interessa a chi sta all'estero, perché noi non andiamo su Amazon.se.es.de, noi andiamo su Amazon.com, chi sta in America sicuramente, e quindi su Amazon.com siamo ancora indietro di un anno, ma questa la potete pigliare su Amazon.it, sul sito del Napoli, eccetera eccetera. C'ho un po' di mix feelings al riguardo, e io proprio sul canale Telegram mi sono divertito a lanciare un sondaggio che controllo in questo momento, e vediamo un pochino. Su 90, quanti sono? 97, 93 voti, il 59% dice sì e il 41 dice no, quindi c'è una sorta di equilibrio. La maggioranza dice sì rispetto a quella là, perché questa è quella là ovviamente di Halloween, l'anno scorso Spider-Man, nel senso con tutte le ragnatele eccetera eccetera, quest'anno Batman. È chiaro che facciamo una cosa veloce, i pipistrellini sopra ti danno un po' l'effetto pigiamoso, perché sai il pigiama c'ha sempre quei piccoli rombetti piccolini, però mi sembra ben equilibrata come colori, insomma, qualcuno piacerà, qualcuno no. Io sono tentato, vi devo dire la verità, perché comunque c'è un azzurro predominante, non è nera, poi diventa nera sotto, potrebbe essere una cosa simpatica. Certo, la Leta in rosso non ci possiamo fare niente, ma questo è quanto. Passiamo alle parole di Spalletti, quindi lo possiamo anche vedere. Io faccio scendere questa cosa qua, ma semplicemente per recuperare Spalletti lo mettiamo qua, e per sfizio lo mettiamo proprio qua. Come mi diverto a fare queste stupidaggini. Ecco qua, proprio Spalletti con la maglietta qua, e ci mettiamo la faccia sua sopra, in modo tale, la facciamo un po' più grande perché sennò benissimo. Allora, con questo noi possiamo fare le parole di Spalletti. Allora, no, è stato tutto storto il fatto di Totò. Allora, si comincia con Lombardo e Baldari che litigano un pochino, c'era un po' di ritardo di Spalletti, e quindi poi si dovevano aspettare 30 secondi, ma neppure di meno, che Sky finiva una cosa e poi poteva cominciare con la domanda. Lombardo subito, vai, piano B, eccetera eccetera. Baldari, secondo me in questo caso giustamente dice, aspetta un attimo, loro hanno aspettato 20 minuti, noi dobbiamo aspettare 20 secondi, vai con la domanda di Sky. E quindi gli si chiede, perché Spalletti entra con una rosa e gli si chiede il perché, e lui ci dice giustamente, se non siete a conoscenza di questa brutta vicenda vi consiglio di googlare Mahsa Amini, Mahsa Mahsa Amini,
e H. Adis Najafi, e quindi voi andrete a vedere, sono storie tristissime, e quindi un plauso gigante a Spalletti. I like sono per Spalletti, per avere questa sensibilità, per fare certi gesti, per sottolineare l'attenzione che si ha per certe vicende. Bravo Spalletti. Allora, si parla un pochino di quelli che sono tornati acciaccati, tutti i nostri dubbi che abbiamo sviluppato nel video di ieri, nella live di ieri, che mi è piaciuta moltissimo, e Spalletti non accampa scuse, veramente questa è una sua caratteristica, non ha mai parlato di sole, di piogge, di orari, di infortuni eccetera eccetera, e nemmeno di arbitri. Lui dice: guarda che alla fine a qualcuno può anche aver fatto bene andare a giocare, qualcuno che ha giocato di meno con noi, o qualcuno che comunque giocava con noi ma ha dato continuità di prestazioni, perché quelli che giocano meno e chi ha fatto bene, per esempio Di Lorenzo e Raspadori, per fare un esempio, che hanno fatto bene con l'Italia. Gli si chiede se questo è il primo vero crocevia e Spalletti deve dare la risposta classica: ogni partita è un crocevia. Ma non ho capito perché contro il Torino dovrebbe essere un crocevia e non lo era contro il Milan, e non lo sarà poi quando andremo a affrontare la Cremonese, perché la classica partita con la piccola, quello pure è un crocevia. Quindi questa cosa non cambia nulla. E gli si chiede finalmente di Raspadori Simeone. Chi è più adatto contro le squadre di Juric che hanno una certa caratteristica eccetera eccetera, e Spalletti ci deve ripetere la solita cosa, che li farà giocare tutti e due. Qua però ce lo fa capire chiaro, e qua mi prendo paternità di quelli che, rispetto a quelli che pensavano magari Raspadori può giocare insieme a Simeone magari sulla destra perché abbiamo il dubbio, recuperiamo anche i giocatori perché tra un po' li mettiamo in campo, ecco, insieme perché Raspadori può giocare a destra eccetera eccetera. Lui ci parla di 60 e 30, di 65 e 35, insomma, perché si arriva a 100 minuti di partita, quindi non dobbiamo più parlare di titolari. La riserva è spesso più importante del titolare, perché il titolare ha sfiancato le difese e poi la riserva magari la risolve. Possono giocare anche insieme in certe fasi ovviamente, ma in questo caso io escluderei la presenza di Raspadori e Simeone contemporaneamente, proprio perché Spalletti ci parla di 60 e 30, 30 e 60 eccetera eccetera, quindi dobbiamo parlare di titolari dei 60 e titolari dei 35, le riserve più importanti. Di conseguenza qua possiamo tirare la monetina, cioè se Spalletti preferisce utilizzare Raspadori dall'inizio o Simeone dall'inizio, e poi vediamo, perché poi dobbiamo pensare anche all'Ajax. E ci fa il solito esempio come lo Zanopolitano, quindi la riserva alle volte più importante eccetera eccetera. Discorso chiarissimo che conoscevamo già. L'equilibrio tra la classifica resterà a lungo, e quindi Spalletti poi più in là parla di 7 squadre, erano diventate 8, Spalletti le fa diventare di nuovo 7 le sorelle, e quindi in questo equilibrio noi ci vogliamo stare eccetera eccetera. Raspadori si giova di un'altra punta, quindi farlo giocare sotto come seconda punta, come sottopunta, un po' più largo che viene, la presenza di un'altra punta, lui si muove intorno. Spalletti non è necessariamente d'accordo con questa visione, lui dice dipende un po' dalla partita, e ci fa una bella descrizione di Raspadori e tanti elogi. Io qua voglio sottolineare che Spalletti non è parco di buone parole e di elogi per Raspadori rispetto per esempio a un Kvara che lui bacchetta costantemente. Come età stiamo lì, Kvara è anche un po' più giovane, quindi Bacchetti anche quello un po' più giovane, però su Raspadori non si risparmia Spalletti. Lui ci dice che ha muscolo, che ha watt nelle gambe, che tira bene di destro e di sinistro, che ha personalità e che è ambizioso, e ci sottolinea una cosa, dice, rispetto a Kvara magari ci è costato anche tanto, e se siamo andati a fare questo acquisto anche dispendioso è perché è uno forte che ci serve, sa far tutto, e ci serve proprio, non ci deve creare un problema ma ce li deve risolvere i problemi. Quindi grandi parole di elogio per Raspadori, e andiamo avanti così. La vittoria del Milan rappresenta uno step dei nuovi che devono fare così, stare con le altre 7, lì hanno dimostrato che vogliamo starci con le altre 7, ovviamente lo step significherebbe poi continuare così e mantenerci sempre in quella zona di classifica, vincere le seconde palle detta così, le seconde, ma quello proprio il termine è quello. Ci stiamo ancora lavorando, ma ci sono ancora delle sbavature, non fa parte proprio delle nostre caratteristiche. Se il Napoli fa suo questo discorso delle seconde palle, di lotta, di duelli, delle palle vaganti, ecco che lì risolvi una serie di problemi, e quindi ci ricorda un pochino quanto non si è fatto benissimo. Iscrivetevi al canale Telegram, lasciate like che vi siete dimenticati che non si è fatto benissimo, dicevo, con il Milan, e quindi lì
si deve fare. E ci parla un pochino anche del Torino, anche se non ce lo chiede, bravo Spalletti che ci dice che il Torino sì, ama l'uno contro uno, ama l'uomo sull'uomo, sanno però fare altre cose, c'è questa pallata del portiere a scavalcare e quindi il Napoli deve stare molto attento in tutte le fasi. Poi ovviamente varie pubblicità perché l'ho ascoltata sulla radio ufficiale, qualche cosa ce la siamo persa, qualche domanda l'abbiamo recuperata alla fine. Si parlava dell'arbitro donna, non so nello specifico, ma credo che non abbia detto niente di clamoroso, probabilmente avrà fatto i complimenti all'arbitro donna e me lo potete far sapere voi nei commenti. E poi vi dico pure la verità, ci sta pure che la radio che campa di pubblicità debba interrompere e poi ricominci. È strano che il Napoli, che sta facendo delle bellissime cose anche a livello social, ancora non si metta al passo e non faccia sentire la conferenza sul suo YouTube ufficiale, sul suo sito ufficiale, tutto in diretta, non dico con la presenza in reaction, diciamo, di alcuni esponenti dei social come fa il Milan per esempio con il tweet ufficiale eccetera eccetera, ma sarebbe facile farlo. Ma mi va bene pure a me, a me va meglio perché poi loro ci mettono un po' di tempo a postarlo e voi nel frattempo cliccate sul mio. Gli si chiede a livello di turnover se possiamo vedere Juan e Dombele per esempio. Dombele, lui dice Spalletti che è in crescendo, ma parlare di solo di questi due sarebbe ingeneroso nei confronti degli altri, e poi si lascia andare Spalletti e dice domani io prevedo di cambiare un po' di meno, forse martedì, ecco, vedremo un pochino di quasi come a dire noi facciamo poi il turnover in Champions. Si può pensare insomma aver messo quei punti in cascina in Champions fa stare un po' più tranquillo Spalletti per la qualificazione, e domani invece titolare, perché se poi perdi terreno in campionato diventa tosta contro le squadre piccole. E quindi qua possiamo fare un po' di esempi, adesso li facciamo, di classifica. Ma sto andando veloce, sto provando. I calciatori guardano calcio, stiamo sempre insieme, guardano calcio, chiedono qua come ci si comporta, qua come ne ci comporta, e poi dice Spalletti e qua dovete dare atto a Guido Gentile che ce l'ha detto 2 anni fa. Quello che Spalletti vuole e quello che tutte le squadre cercano è di essere poi alla fine più decisivi sotto porta, migliorare sotto porta quando tu crei, perché quel talento ce l'hai, però se poi sbagli sotto porta, e quindi la percentuale realizzativa è una delle cose più importanti per una squadra di calcio, perché se tu crei e sprechi tanto, poi gli altri invece fanno una pallata e ti fregano e ti fanno la siringa. Invece no, sulla percentuale realizzativa quindi quasi si capovolge il discorso degli XG. Aver creato tanto e poi non segni quando hai creato non è benissimo, pensate un pochino, bravo Spalletti. E qua poi creare il 3 contro 3 potrebbe, come si fa? Bisogna muovere bene la palla, ci spiega Spalletti che poi bisogna muoversi anche senza palla e poi muovere la palla a 2 tocchi in modo tale da metterli in difficoltà, anche quando uno dei loro difensori, che è quasi un centrocampista aggiunto, che poi si butta, ecco, poi sono gli attaccanti che devono fare fase difensiva, dice tu ma se poi la recuperi c'hai il buco dietro, è chiaro, ma per recuperarla devi avere l'aiuto anche degli attaccanti. Spalletti poi si dice d'accordo con Pioli quando Pioli parla di un buon Milan, ovviamente questo aumenta il valore della vittoria contro il Milan, il talento da solo non basta. Di conseguenza leviamo la Batmaglia e poi ci penso e mi fate sapere voi se me la devo comprare o no. Leviamo la faccia di Spalletti, in porta ci mettiamo Meret e non abbiamo dubbi. In difesa non credo di aver dubbi su Di Lorenzo, perché poi ha detto pure che, figuriamoci, che cambia poco, certamente non cambia Di Lorenzo. Qua evidentemente se cambia poco e se qua non ha detto niente, può essere che Rachmani stia bene e ce lo mettiamo con l'idea che magari Juan Jesus possa avere un vantaggio su Ostigard, perché Ostigard comunque anche lui è tornato da dei viaggetti, e ci mettiamo Kim, ovviamente se poi gioca Juan Jesus lo spostiamo a sinistra. Ancora il ballottaggio Olivera, mi avete convinto voi che Olivera ha più fisicità contro il Torino, un eventuale scontro con Singo dove loro fanno la pallata, Olivera con il colpo di testa sicuramente è superiore a Mario Rui, e quindi ci mettiamo Olivera in questa zona che vince il ballotto. Non ci piace la parola ballottaggio, Spalletti va bene così, con Mario Rui. Quindi nessun dubbio a centrocampo con Lobotka, Anghissà e Zielinski, e quindi qui perché lui ha detto che cambia poco, quindi non credo che cambierà con Dombele, anche se l'ha visto bene. Ovviamente Zielinski, Dombele, qua ci mettiamo Kvaratskhelia, ce lo mettiamo qua senza dubbio, e adesso dobbiamo risolvere queste due. Io continuo a pensare che Simeone possa partire dall'inizio,
possa partire dall'inizio con Raspadori negli ultimi minuti, che faccia il titolare dei secondi. E qua sinceramente, visto che il Napoli ci fa sapere che Politano e Lozano alla fine si sono comportati, cioè hanno fatto l'allenamento in gruppo, e a questo punto uno lo dobbiamo considerare, probabilmente Politano meno, Lozano di più, perché Politano ha avuto una cosa traumatica, farlo riposare ancora una volta, mettiamoci Lozano, anche se torna così c'è sempre la possibilità di Politano o di uno Zerbin, ma se vuole cambiare poco, ci ha detto che vuole cambiare poco, cerchiamo di usare la logica e partiamo con questa situazione qua. Poi magari Spalletti ci ha mentito e ci cambia completamente. Ringrazio tantissimo Netfan Italia per il supporto lanciato sul PayPal. Siete sempre molto carini quando mi supportate anche offline, io lo vedo, vi ringrazio e vi saluto. Da New York Valerio Fluido è tutto, siamo pronti per questa partita. Domani sicuramente reaction sulla live, mi organizzo perché poi c'è il che fare e bisogna andare a lavorare, ma io vi voglio bene. Che bello che è tornato il Napoli, che bello. Mo va già si va già a cattare sta maglia. Cioè, decidete voi, decidete voi se me la devo comprare o no. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.